Allora, mister, come l'anno scorso vince il Borgorico qui a Conegliano, dimostrando di essere maggiormente in palla. Sì, abbiamo fatto una buona gara, mi è piaciuto come si è mossa la squadra, mi è piaciuta la solidità che ha avuto la squadra, abbiamo rischiato poco, abbiamo giocato con una buona personalità, abbiamo creato più di qualche situazione, magari potevamo far meglio magari l'ultimo passaggio, però io penso che i ragazzi veramente hanno già fatto, soprattutto con queste temperature, una buonissima gara. Ecco, la costruzione della casa Borgorico come sta procedendo? Bene, sono contento di come stanno lavorando i ragazzi, c'è un bel gruppo che si è messo a disposizione, stiamo crescendo molto, sono tanti ragazzi giovani, è importante lavorare in una certa maniera e crescere di giorno in giorno. Ecco, gli errori commessi lo scorso anno serviranno per? Ma io sono arrivato dopo, sono arrivato a novembre e da quando sono arrivato poi i ragazzi hanno fatto bene perché eravamo quartultimi, siamo arrivati terzi, abbiamo vinto la Coppa Veneto e giocavamo un buon calcio e la cosa bella che abbiamo mantenuto una parte del gruppo dell'anno scorso, la cosa bella è che abbiamo ricominciato in quel modo di giocare con quella personalità e con quella qualità. C'è un gruppo nutrito di squadre che lotterà per il campionato, tra queste c'è sicuramente il Borgorico Campedra. Ma sì, ma il girone è molto equilibrato, sarà molto difficile, ci sono tante squadre che hanno costruito squadre importanti che magari hanno l'obiettivo di giocarsi la vittoria del campionato. È vero che bisogna essere bravi, pronti, dare continuità e sicuramente avere grande umiltà perché se noi siamo questi e cresciamo possiamo dire la nostra fino alla fine. Dopo Conegliano il cammino di avvicinamento al campionato e alla Coppa cosa prevede? Conegliano fra 2 giorni giochiamo, venerdì giochiamo contro il Calvino. Poi lo staccherò 2 giorni, poi lavoreremo, faremo una settimana da lunedì a sabato, tra cui abbiamo altri 2 amichevoli venerdì e sabato.